Chiediamo a gran voce un intervento da parte del governo perché questa situazione è davvero insostenibile. Pensate che per il comune di Treviso si parla di oltre 1 milione di euro di costi in più di bollette e credo che sia davvero una follia insostenibile, e per pagare queste bollette saremo costretti a rinunciare a qualche altra opera. Mario Conte, presidente dell'ANCI Veneto, si unisce alla mobilitazione dei comuni italiani alle prese con l'esorbitante aumento dei costi dell'energia. Per dare un segnale visibile e provocatorio dal presidente nazionale Antonio De Caro è arrivato l'invito di spegnere, giovedì sera alle 20, le luci di un edificio o di un luogo rappresentativo della città, una dimostrazione, seppure simbolica, dei tagli che si rischia di dover intraprendere. È un'azione simbolica che può dir poco ma può dir molto, nel senso che simbolicamente non vogliamo mettere ulteriormente in difficoltà i nostri cittadini, anche se a fronte del caro bollette saremmo costretti a spegnere l'illuminazione pubblica delle strade, per esempio. Siccome questo non lo vogliamo fare, cercheremo dei luoghi simbolo per far capire l'importanza di un'azione a supporto dei comuni e delle famiglie in un momento particolarmente complicato. Se i comuni da una parte stanno calcolando le effettive conseguenze del caro energia, dall'altra le risposte arrivate finora dal governo non sono ritenute sufficienti. Si sta cercando di fare squadra per valutare a livello poi governativo quali possono essere le misure di compensazione, perché altrimenti dico davvero bisogna fare un sincero ripensamento dei servizi da mettere a disposizione della nostra popolazione. Ma ci sono anche sindaci che guardano con perplessità l'azione di giovedì, ritenendo che ci siano altre priorità rispetto ai bilanci comunali. Credo che effettivamente in questo caso un occhio di riguardo vada soprattutto prima alle aziende e poi eventualmente anche ai municipi. Noi in qualche modo andremo avanti a mangiare pane e cipolla come si faceva una volta, ma gli imprenditori hanno bisogno, insomma, di trovare riscontro del loro impegno e della loro fatica.